Una bomba è esplosa questa sera a Napoli e, se sei tifoso del Napoli, è meglio che ti prepari. Perché ciò che sta accadendo dietro le quinte potrebbe cambiare completamente le sorti del nostro club. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento bollente, di quelli che fanno battere il cuore più forte. E, come sempre, il nostro impegno è portarti le informazioni più fresche, con la credibilità e la passione che solo chi vive davvero il Napoli può capire. Ma prima di rivelarti questa novità mozzafiato, lascia subito il tuo like al canale. Iscriviti e attiva la campanella, perché in qualsiasi momento può arrivare un colpo di scena. E oggi, l'atmosfera dietro le quinte del Napoli è di pura tensione ed enorme aspettativa. Qualcosa di grande si sta preparando, qualcosa che potrebbe sorprendere persino i più scettici. E tu lo scoprirai adesso. Il nome del momento è Riccardo Orsolini, il numero 7 del Bologna che ha brillato nella stagione 2024-25 con 15 gol e 5 assist, contribuendo in modo diretto alla storica conquista dello scudetto da parte della squadra di Vincenzo Italiano. Il suo gol contro l'Inter, al Dallara, è stato decisivo e, in un certo senso, ha favorito anche il Napoli di Antonio Conte, che resta vigile sul mercato alla ricerca di rinforzi di peso. Secondo calciomercato.com, Orsolini mantiene una costanza impressionante. 3 stagioni consecutive in doppia cifra per gol, affermandosi come uno dei migliori attaccanti della Serie A e un elemento chiave sia per il Bologna che per qualsiasi squadra intenzionata ad acquistarlo. Non a caso, il suo nome è già stato accostato al Napoli, con la possibilità di spostare David Neres a sinistra e liberare la fascia destra per l'italiano. L'arrivo di Federico Bernardeschi al Bologna, tuttavia, solleva interrogativi sul futuro di Orsolini. Ma, dai primi segnali e dalle amichevoli di precampionato, Vincenzo Italiano rimane fiducioso e lo considera titolare inamovibile. Bernardeschi, che sta recuperando da un infortunio al ginocchio, dovrebbe fungere più da alternativa per le competizioni europee, in particolare l'Europa League, o per concedere riposo al titolare in partite specifiche. Ciò significa che, per ora, la porta a un trasferimento di Orsolini non è del tutto aperta, ma nemmeno completamente chiusa. Se il Napoli decidesse di fare sul serio, dovrebbe convincere sia il Bologna che il giocatore stesso che questo passaggio potrebbe rappresentare il passo successivo nella sua carriera. E adesso vogliamo sapere, tu, tifoso del Napoli, vorresti vedere Riccardo Orsolini con la maglia azzurra? Pensi che si integrerebbe bene nello schema di Antonio Conte e porterebbe ancora più potenza offensiva alla squadra? Scrivi qui sotto la tua opinione, perché la tua voce fa tutta la differenza in questa comunità. E, naturalmente, un super grazie a tutti coloro che seguono il canale, mettono like, condividono e tengono viva questa passione per il nostro Napoli. Restate sintonizzati, perché il mercato promette ancora sorprese, e noi saremo qui per raccontarvi tutto. Alla prossima! E forza Napoli, sempre!